Solo un pugno di persone al capezzale del mare di San Leone, all'appello lanciato dal presidente dell'omonimo comitato di quartiere Fabrizio Lagaipa per un'assemblea pubblica con al centro la questione inquinamento del mare, hanno risposto in pochi, ma al di là del numero è stato importante esserci. Presente il vice sindaco Piero Luparello, diversi consiglieri comunali, residenti di San Leone e semplici cittadini, con a cuore le sorti di un'antica borgata che negli ultimi tempi però vive un momento di crisi. Assente Girgenti Acque, la società che, per conto del lato idrico, gestisce il servizio integrato. I dirigenti, con in testa l'amministratore unico Salamone, hanno fatto sapere al presidente del comitato, Lagaipa, di non volersi sottrarre al confronto o al dibattito, ma di voler optare per un contesto diverso. Ovviamente nessuna soluzione è stata adottata né alcun impegno sottoscritto, se non quello della volontà di risolvere una volta per tutte l'annosa questione. Si attende l'esito delle analisi di laboratorio eseguite dall'ufficio igiene dell'azienda sanitaria provinciale di Agrigento sui campioni d'acqua prelevati nei giorni scorsi per adottare le contromisure. Se gli esami daranno esito negativo, sarà revocata l'ordinanza di divieto di balneazione lungo il tratto di mare che va dal Lido Astero a Mare Nostrum, provvedimento firmato dal sindaco Zambuto lo scorso 31 luglio. Da parte sua Luparello ieri sera ha sottolineato di avere più volte sollecitato ad adottare tutte le misure necessarie sia lato idrico che Girgenti Acque, dalla quale ha ricevuto spiegazioni tecniche sulle cause del recente sversamento di acque sporche del mare. Sulla vicenda interviene Epifanio Bellini del PD, il quale plaude all'iniziativa di Zambuto che ha agito, prosegue, come da tempo il PD chiedeva. Adesso però bisogna lavorare ad una soluzione che deve essere complessiva e non solo limitata a San Leone, tenuto conto, aggiunge, che gran parte della città è tuttora sprovvista di sistema di depurazione. Siamo in attesa di sapere, conclude, se sono già stati richiesti o rilasciati in nulla osta per il convogliamento del reflui di Villaggio Peruzzo a Sant'Anna o lo stato di definizione del collegamento della zona di Agrigento Nord, sempre con l'impianto di Sant'Anna.